Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Ci colleghiamo subito con il Quirinale perché è iniziato con qualche minuto d'anticipo la cerimonia di giuramento dei ministri. Ecco, vediamo, sta giurando proprio in questo momento il neo ministro Renato Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione veneziano. Osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della Nazione. L'onorevole Maria Stella Gelmini, ministra senza portafoglio. L'onorevole Maria Rosaria Carfagna, ministra senza portafoglio. Di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi. Giuro e di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Maria Rosaria Carfagna, ministra senza portafoglio. L'onorevole Fabiana Dadone, ministra senza portafoglio. Di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Elena Bonetti, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. La professoressa Elena Bonetti, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. La senatrice Erika Stefani, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Massimo Garavaglia, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica,
di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Consigliere di Stato Luciana Lamorgese, Ministra dell'Interno. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. La professoressa Marta Cartabia, Ministra della Giustizia. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il dottor Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle Finanze. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
Il senatore Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il professor Roberto Cingolani, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Professor Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il professor Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. La professoressa Maria Cristina Messa, Ministra dell'Università e della Ricerca. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Dario Franceschini, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
l'onorevole Roberto Speranza, Ministro della Salute. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della Nazione. Del giuramento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, prestato oggi 13 febbraio 2021 in Roma nel Palazzo del Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica, sono stati redatti distinti verbali firmati dai giuranti, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni. Direi dopo, perché adesso c'è la foto. Ecco, allora abbiamo visto il giuramento dei ministri della squadra del Premier incaricato Mario Draghi di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora dovrebbe esserci la foto di gruppo e appunto il momento conclusivo di questa cerimonia. Lo ricordiamo, sono 4 i ministri veneti, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà del Movimento 5 Stelle, che è stato riconfermato nel ruolo che rivestiva appunto nel governo Conte 2, poi il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta di Forza Italia, veneziano, e poi la nuova Ministra per la Disabilità Erika Stefani della Lega e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, 2 bellunesi, quindi Franco e D'Incà, un veneziano Renato Brunetta e una vicentina Erika Stefani, e noi ci andremo a collegare anche con le nostre sedi venete proprio per commentare nei territori queste nomine. Vedo infatti che abbiamo già in collegamento da Venezia la collega Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria, è in compagnia di Alex Bazzaro, deputato della Lega e consigliere comunale a Venezia. Buongiorno Ilaria, al tuo ospite. Buongiorno Marta, eccoci qui proprio per commentare al termine del giuramento al Quirinale che abbiamo appena visto trasmesso dalla nostra emittente questo nuovo governo, questi nuovi ministri. Lo facciamo insieme ad Alex Bazzaro. Benvenuto Alex. Allora, innanzitutto un commento a questo nuovo governo. Noi abbiamo accolto in maniera responsabile e importante l'invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva richiesto a tutti i movimenti politici un impegno, quello di portare il Paese fuori dalla drammatica crisi finanziaria e di dare risposte concrete a quell'emergenza pandemica che purtroppo è ancora in atto. Io credo che in questo momento la cosa più importante sia per i nostri cittadini che arrivino le risposte in termini economici e in termini sanitari che hanno richiesto in questi mesi e che purtroppo sono mancate. Un governo di unità nazionale è ovviamente un governo con personalità diverse, con personalità che magari in taluni casi possono scontentare qualcuno, ma credo che coloro che ci ascoltano, i cittadini della nostra città e di tutta Italia, si aspettino risposte immediate. Queste risposte immediate siamo convinti di poterle dare con gli uomini e con le donne della Lega. Avremo 3 ministeri importanti, 2 dei quali con portafoglio. Penso ovviamente per la nostra città al Ministero del Turismo con Massimo Garavaglia, penso a Giorgetti
investimenti in un settore economico fondamentale, e me lo faccia dire, sono molto orgoglioso che sia stato ripristinato il Ministero della Disabilità, che era stato creato per volontà della Lega, ben retto da Lorenzo Fontana prima e da Alessandra Locatelli poi, che sono convinto che con una veneta come Erika Stefani, già ottimo ministro per le autonomie regionali, ci permetterà di non lasciare indietro nessuno e soprattutto di dare risposte a chi maggiormente ne ha bisogno. Ecco, Bazzaro, visto che ha parlato di autonomie regionali, ora per gli affari regionali c'è Maria Stella Gelmini. Che cosa si aspetta? Noi siamo in attesa da tantissimo tempo di avere l'autonomia. Assolutamente, il popolo veneto ormai da alcuni anni si è espresso in modo chiaro. Il programma dell'autonomia faceva parte della compagine di centrodestra che si è presentata alle elezioni politiche del 2018 e del quale Maria Stella Gelmini faceva ovviamente parte. Quindi siamo certi come veneti, come tutti i parlamentari veneti, che Maria Stella Gelmini saprà portare avanti finalmente le istanze di autonomia che dopo il lavoro di Erika Stefani si erano a nostro avviso bloccate. Crediamo che, a differenza di quanto detto da qualcuno, da qualche tecnico in questi giorni, maggiore autonomia significhi maggiore responsabilità, ma soprattutto in un momento di grave difficoltà permette ai cittadini di sentirsi più vicini alle istituzioni. Il popolo veneto ha votato in maniera chiara e credo che sarà impegno di tutti i parlamentari, a prescindere dallo schieramento politico, proprio perché è un governo di unità nazionale, portare avanti il tema dell'autonomia che tutti i veneti, a prescindere dal loro orientamento partitico, hanno così in maniera importante sostenuto. Ecco, il Veneto, come più volte ha anche detto lo stesso governatore Zaia, negli ultimi mesi ha dimostrato in questo anno difficilissimo di pandemia di meritare l'autonomia. Assolutamente, io non posso che ringraziare da cittadino veneto quello che il presidente Luca Zaia, la sua giunta e la sua squadra sanitaria ha fatto per i nostri cittadini, rendendoci un'eccellenza ma soprattutto rendendoci sicuri prima di altri, meglio di altri, ed affrontando quella che ha colpito la nostra regione in maniera particolarmente devastante, cioè l'emergenza pandemica, in maniera eccellente. Credo che proprio questo esempio, l'esempio di come abbiamo affrontato la pandemia in maniera brillante grazie a Luca Zaia e grazie a tutta la squadra, sia la dimostrazione che l'autonomia è la risposta migliore per essere vicini ai cittadini e dare loro risposte. Ecco, Bazzaro, visto che qui questo nostro collegamento lo stiamo facendo dalla sede della redazione di Venezia, c'è un appello al nuovo governo che si sente di fare proprio per Venezia, che è una città così delicata, particolare, che ha vissuto un momento difficilissimo, prima colpita dalla alta del 12 novembre, poi con la pandemia davvero alla canna del gas. Guardi, due punti fondamentali. Il primo, abbiamo la fortuna come Lega e l'impegno di avere il Ministero del Turismo. La nostra città, l'aeroporto di Venezia, quarto scalo d'Italia, ha avuto il 75% di arrivi in meno quest'anno, quindi significa che l'intera filiera turistica, non solo alberghi e attività ricettive, ma parlo delle guide, parlo di tutti coloro che vivono e si occupano di turismo, è in gravissima difficoltà e rischia di non ripartire più. Quindi serve un piano Marshall per il turismo, un piano Marshall a livello europeo, con l'Italia protagonista, e finalmente speriamo che grazie a Massimo Garavaglia si possa tornare a parlare di Venezia e del suo comparto turistico, che non riguarda solo la nostra città ma tutte le città d'arte particolarmente colpite. Infine faccio mio quello che ho già fatto in Parlamento e prendo atto delle parole ottime del sindaco Luigi Brugnaro. Serve il rifinanziamento della legge speciale, 150 milioni di euro per 2 anni per il biennio 2021-2022. Ho già presentato più volte, purtroppo senza successo, in Parlamento. Sono convinto che con un ministro veneziano, parlo di Renato Brunetta, sono sicuro che magari qualche sottosegretario, penso a Pierpaolo Baretta, già sottosegretario all'economia, possa essere riconfermato in questa squadra. Quindi avremo 2 persone veneziane che siedono, addirittura una di loro in consiglio comunale. Facciamo squadra per Venezia, facciamo una vera lobby al servizio della città e portiamo a casa questi 300 milioni di euro che servono come il pane alla nostra economia e alla nostra vita cittadina. Ecco, questo è proprio ciò di cui c'è bisogno, fare squadra a livello nazionale, poi naturalmente a livello locale. È ora di finirla di discutere, e adesso c'è questo nuovo governo, deve poter lavorare ed è fondamentale farlo proprio tutti insieme, al di là poi di ogni colore politico. Torneremo a confrontarci nelle urne alla fine di questa emergenza. Oggi in Consiglio Comunale a Venezia ci sono tutte le forze di questo governo rappresentate. Abbiamo votato insieme unanimemente una mozione per la richiesta di questi fondi della legge speciale. Io credo che se c'è l'impegno da parte di tutti possiamo sfruttare con tutti i distingui del caso, possiamo affrontare questa emergenza a tempo per lavorare per la città e portare a casa i risultati che ci chiedono i cittadini, perché davvero quando si va per strada, oltre l'aspetto partitico e
politico le persone non ci chiedono tanto il voto o di sapere le opinioni di un partito, ci chiedono risposte, ci chiedono i ristori, ci chiedono un piano Marshall per il turismo, ci chiedono la possibilità di tornare a vivere, a lavorare, ma soprattutto, dato che hanno dovuto chiudere, di avere i giusti ristori da parte dello Stato. Ecco, grazie Alex Bazzaro. Se non ci sono altre domande dallo studio, io Marta restituisco la linea, però ci rivedremo a breve perché sarà nostro ospite il vice coordinatore comunale di Forza Italia Roberto Ferrara, così potremo anche parlare nello specifico di Renato Brunetta, che dunque torna ad avere la pubblica amministrazione. Sì. Se non ci sono altre domande, Ilaria, nel frattempo restituisco la linea allo studio. Ilaria, scusami, una domanda proprio flash al tuo ospite Bazzaro. Lui ne accennava già prima, no? Il tema dell'autonomia, che è così particolarmente caro ai veneti. Che effetto fa ora che la delega che era stata di Erika Stefani, la donna dell'autonomia, insomma, come più volte l'aveva chiamata il governatore del Veneto Luca Zaia, che effetto fa, insomma, che ora questa delega sia alla Gelmini, insomma, che è di Bergamo? Sì. Ecco, mi chiedono dallo studio che effetto fa ovviamente a voi della Lega il fatto che la delega degli affari regionali, quindi poi per quanto riguarda tutte le discussioni in campo dell'autonomia, siano passati da Erika Stefani a Maria Stella Gelmini, che è di Bergamo. Guardi, ripeto, in un governo di unità nazionale, quando c'è il primo partito d'Italia e la Lega lo è, serve responsabilità. Io credo che Matteo Salvini abbia fatto una scelta giusta ed importante. Nella squadra di centrodestra, nel programma di centrodestra in cui sono stato anch'io eletto deputato nel 2018, l'autonomia era presente ed è stata firmata e sottoscritta ovviamente da tutte le parti in causa, quindi anche da Forza Italia, con che ha in Maria Stella Gelmini un suo esponente di punta. In questo momento il nome dei ministeri è sicuramente importante perché permette alle singole eccellenze di lavorare al meglio, però io credo che agli italiani che ci ascoltano, ai veneziani che ci ascoltano, interessi che questa squadra si prenda tutta la responsabilità di fare. Sicuramente in alcuni partiti c'è il malcontento per alcuni nomi, c'è anche magari in qualcuno nella nostra base, però ripeto, quando andiamo per strada, lo dico da amministratore comunale anche di questa città, davvero io sento le richieste che sono quelle di fare veloce, fare presto e cominciare a lavorare. Quindi se questo governo parte con la volontà di dare risposte, i nomi che regolano i dicasteri, poi c'è tutta la squadra di sottosegretari su cui sicuramente altri uomini e donne della Lega potranno interagire come quelli di tutti i partiti, però davvero la questione dell'autonomia è una questione sul tavolo grazie al lavoro fatto dalla Lega e da tutte le regioni che hanno voluto portare avanti l'istanza. Erika Stefani ha lavorato bene e sono convinto che nell'ottica di una coalizione di centrodestra che vive e governa e ha governato il Veneto e governa il Veneto da oltre 20 anni, sarà sua volontà primaria portare a casa questa benedetta autonomia per dare anche in situazioni come queste risposte, come ha fatto Luca Zaia, rapide, veloci ed efficaci. Ecco, una risposta precisissima e anche molto incalzante quella di Alex Bazzaro, quindi Marta non mi resta che restituire la linea e ci ritroveremo tra poco con l'altro nostro ospite. Grazie allora a Ilaria Marchiori, a più tardi. Noi ora andiamo a Belluno da Tiziana Bolognani, collegata al telefono. Abbiamo detto 4 veneti nella squadra di Mario Draghi, 2 sono bellunesi: Federico D'Incari, confermato ai rapporti con il Parlamento, e Daniele Franco, ministro dell'economia e finanza, quindi braccio destro di Draghi, e entrambi sono originari di un piccolo paesino del bellunese, Trichiana. Proprio da Trichiana ci colleghiamo con la nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Marta, hai detto bene, 2 ministri dal paese del libro, così è. Questo è l'appellativo che ha Trichiana oramai da tantissimi decenni, e un riconoscimento che ieri lo stesso neo riconfermato ministro D'Incà ha detto essere, come dire, un segnale, un simbolo di una cittadinanza che ha riconosciuto e ha capito l'importanza di studiare, di confrontarsi, e quindi il libro come stimolo per
la crescita, per raggiungere grandi traguardi. E che traguardi! Abbiamo incontrato, usciva dall'edicola con sotto il braccio una mazzetta di quotidiani, il papà del ministro D'Incà, Italo, che in provincia di Belluno è molto conosciuto per la sua attività di volontariato per l'associazione Natura a Cavallo. Era evidentemente felice e soddisfatto di telefonate, inorgoglito naturalmente, e ha confermato che fino all'ultimo, esattamente come il suo figlio, nessuno si aspettava della riconferma del ministro D'Incà, mentre per quanto riguarda Franco è vero che la voce circolava oramai da parecchi giorni, e già comunque Trichiana aveva il petto gonfio di orgoglio, non solo perché per la carriera, per il curriculum ineccepibile di Franco. Ricordiamo essere stato ragioniere generale dello Stato e ora era direttore generale della Banca d'Italia. Di Franco sappiamo moltissime cose, nel senso che sappiamo che è una persona intanto molto, molto discreta, che ha studiato al liceo scientifico a Belluno, e tra pochissimo incontrerò uno dei suoi compagni di scuola. Per lui ci sono solamente parole di grandissima soddisfazione, e il gruppo di scuola del ministro Franco è un gruppo di ragazzi di liceali che poi hanno fatto davvero grande strada, ognuno nel proprio settore, hanno seguito poi gli studi universitari. Franco, dopo essere stato a Padova, ha scelto di proseguire gli studi all'estero, e di lì in avanti la sua carriera insomma è stata evidentemente tutta in salita, con raggiungimento di traguardi che insomma sono sotto gli occhi di tutti. È stata una giornata, come dire, molto molto bella, molto gioiosa, molto festosa. Il sindaco stesso di Borgo Valbelluna, sapete che in Sinistra Piave qualche tempo fa c'è stato quel referendum che ha unificato Lentiai, Trichiana, i comuni di Lentiai, Trichiana e Mella. Il sindaco Stefano Cesa poco fa ci ha detto è una occasione unica per il territorio bellunese, unica e probabilmente irripetibile. Non era mai capitato di avere non solo due ministri bellunesi, ma pure dello stesso comune che raccoglie poco meno di 5.000 abitanti, ed è evidente che sia nei confronti di Franco sia nei confronti di Federico D'Incà, che in questo periodo si è dato grande affare per la risoluzione dei problemi relativi alle aziende storiche della Sinistra Piave. La ACC ne è l'esempio più lampante, ma poi c'è anche l'Ideal Standard. Lui ci ha sempre detto: è impossibile non pensare a queste aziende, perché io quando mi affaccio da casa, quando apro il balcone di casa mia, davanti a me ho questi due colossi del settore metalmeccanico. E quindi è evidente che in provincia di Belluno ci si aspettano dei risultati. Qualcuno parla del raggiungimento finalmente di questa specificità dell'autonomia che era stata votata in tandem con il referendum del Veneto, altri invece si pensano a interventi decisamente strutturali per combattere lo spopolamento che sta riducendo veramente la provincia di Belluno a un gruppo numeroso di comuni ma sempre meno abitati. Siamo scesi sotto i 200.000 abitanti nella provincia che è la più estesa di tutto il Veneto, e che comunque ha molto da dire, molto da raccontare. In questi giorni ci sono i mondiali di sci, che è l'unico evento autorizzato in pandemia. L'attenzione e i riflettori sono tutti puntati su questo territorio, e debbono l'auspicio di tutti, anche della Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che questi riflettori non si spengano e che effettivamente vi sia un'attenzione particolare per questo territorio che tanto ha dato in passato e che tanto ancora deve dare e ha da dire, non soltanto per quanto riguarda insomma gli eventi sportivi, ma tutti
tutta la catena di questioni, di problematiche legate allo sviluppo della viabilità, allo sviluppo del turismo che è stato bastonato da questa emergenza Covid-19 e che ha necessità evidentemente di rinascere e ricostruirsi con i ministri all'economia e con in rapporti con il Parlamento, due pedine molto importanti nell'esecutivo che Draghi ieri sera ha annunciato, e le aspettative sono evidentemente tante, ci sono moltissime curiosità, ve le racconteremo questa sera nei servizi che vi proporremo nel telegiornale, e se non hai domande o se hai curiosità io sono qui a tua disposizione, Marta. Altrimenti ti restituisco la linea. Sì, grazie, io ti ringrazio perché so che devi scappare, che hai anche una mattinata molto densa di appuntamenti in questa giornata, insomma, sì, così importante per l'Italia, per il Veneto, in particolare appunto per la provincia di Belluno e per questo piccolo comune appunto di Trichiana che si è trovato insomma inaspettatamente, immagino, alla ribalta. Hai detto bene, inaspettatamente, perché 2 su 2, cioè, diciamo così che la riconferma di D'Incà non era per nulla scontata, e in effetti quando ieri sera il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha iniziato la lettura dei ministri, quando il primo nome è stato proprio quello di Federico D'Incà, c'è stata grandissima sorpresa ma anche grandissima gioia, perché il ministro D'Incà per la provincia di Belluno in questo periodo si è dato veramente molto da fare, sempre presente tutti i sabati, gira nei comuni, incontra la gente, e noi ce lo ricordiamo la sua primissima uscita a Belluno per l'inaugurazione di una delle fiere, a Longarone Fiere, ce lo ricordiamo, arrivare con la sua Golf datata, da solo, senza scorta, senza niente, tutti si aspettavano insomma una sorta di movimento, no? Quello che siamo sempre soliti vedere quando arrivano i ministri, invece lui arrivò tranquillamente a bordo della sua auto scalcagnata alla fiera di Longarone, e lui è così, è un omone semplice che però in questi anni ha come dire è significato moltissimo per questo territorio, per le aziende, per la capacità di relazionarsi a tutti i livelli. Da ultimo, ve lo ricordo, la questione della CC che è ancora sul tavolo, l'ultima riunione c'è stata proprio l'altro ieri e lui si è dato molto da fare assieme alla sottosegretaria Todde per la costruzione, assieme al commissario Castro, del progetto Italcomp che unisce anche l'ex Embraco e che dovrebbe finalmente ridare il via libera al polo del compressore tutto italiano, che è e continua ad essere il vanto a livello di questa provincia a livello internazionale. Marta. Ecco, grazie allora Tiziana, chissà che anche il secondo nuovo ministro bellunese, il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, si faccia vedere nel bellunese prossimamente. Grazie allora a Tiziana per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi perché poi torniamo nuovamente a Venezia con la nostra inviata Ilaria Marchiori. Linea alla regia, a tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta alla nostra edizione del telegiornale, in tutta questa prima parte dedicata alla nuova squadra di ministri che poco fa hanno giurato al Quirinale davanti al Capo dello Stato e al Premier incaricato Mario Draghi. Allora, abbiamo detto ci sono 4 veneti nella squadra del Premier Draghi, il
il riconfermato ministro d'Inca ai rapporti con il Parlamento, Renato Brunetta alla pubblica amministrazione, incarico appunto che aveva già rivestito, veneziano, e poi la nuova ministra per la disabilità, la vicentina Erika Stefani, e Daniele Franco, tecnico ministro dell'economia e delle finanze, anch'egli come d'Inca, appunto come ci ha informato Tiziana Bolognani poco fa, da Trichiana, questo piccolo comune bellunese che si è trovato inaspettatamente al centro della cronaca politica. Ora quindi torniamo a Venezia con la nostra Ilaria Marchiori in compagnia di Roberto Ferraro, coordinatore comunale di Forza Italia. A te Ilaria. Sì, eccoci nuovamente qui, Marta, siamo appunto in compagnia di Roberto Ferrara, vice coordinatore comunale di Forza Italia, che è arrivato proprio di corsissima per questo collegamento direttamente dal Lido di Venezia per poterci raggiungere e fare insieme a noi queste interviste. Innanzitutto, allora, lo dicevi proprio tu poco fa, Marta, Renato Brunetta ha riconfermato alla pubblica amministrazione. Ricordiamo, lui era già stato in carica dal 2008 al 2011, tra l'altro con una riforma che porta proprio il suo cognome, che fu parecchio discussa. Allora, innanzitutto, in casa Forza Italia c'è soddisfazione per questa nomina? Beh, direi assolutamente sì, e non solo nella mia veste di vice coordinatore comunale di Forza Italia, perché sono il vice proprio di Renato come coordinatore comunale, ma c'è molta soddisfazione. Io credo che debba essere una soddisfazione più che di Forza Italia della città, perché Renato è sicuramente un nostro concittadino e che con i problemi che ha la città sicuramente, anche se non è il suo ruolo perché lui è ministro della pubblica amministrazione, ma sono certo che in Consiglio dei Ministri saprà anche far valere le ragioni di Venezia e che tutti noi sappiamo quali siano le difficoltà della città. Ecco, quindi parliamone diffusamente. La sua presenza proprio come veneziano al governo è importante, non solo per quanto riguarda la pubblica amministrazione, dicevamo, ma proprio perché può dare una mano alla città di Venezia che, lo sappiamo, ne parlavamo proprio anche prima, è davvero una città che in questo momento è al collasso con tantissime attività chiuse. Era già stata molto penalizzata dalla coalta da record del 12 novembre del 2019, poi la pandemia è stata la mazzata finale per i veneziani. Sì, perché quando si parla di pandemia che ormai dura già da più di un anno, ci si dimentica che noi si veniva già da 3 mesi prima da 2 metri di acqua alta, e quindi la città è stata messa veramente a dura prova ed in difficoltà. E mi fa anche piacere ricordare che c'è sempre stato feeling anche tra Renato e il nostro sindaco Luigi Brugnaro, che molte volte si è lamentato delle distrazioni, perché di questo si tratta, del governo nei confronti della città che invece ne ha molto bisogno. Renato si era anche impegnato nella riscrizione della legge speciale per Venezia, quindi noi confidiamo che al di là del suo incarico, che è comunque un incarico delicatissimo e difficilissimo per quanto riguarda riformare la pubblica amministrazione, ma soprattutto noi siamo convinti che possa dare un aiuto alla città, e in questo momento Venezia ne ha tanto bisogno. Ecco, a questo proposito, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, naturalmente questa mattina si sono già viste alcune critiche arrivare da parte dei sindacati proprio per questa nomina di Renato Brunetta alla pubblica amministrazione. Beh, direi che le critiche ci stanno, sono cose che fanno parte di quello che sappiamo già che sarebbe stato detto. Io amerei anche dire che Renato per questa materia è proprio un tecnico più che un politico, perché chi critica Renato Brunetta lo critica forse non avendone conoscenza di quello che sia il suo palmarès, è un docente universitario, un professore, e quindi sicuramente nella sua materia è assolutamente preparato, è uno dei migliori e non a caso è stato scelto. Non sono indicazioni di partito, sono indicazioni da parte di un Presidente del Consiglio che evidentemente sa e conosce Renato Brunetta, e quindi poi le critiche ci stanno, perché è chiaro che quando si mette mano alla pubblica amministrazione c'è chi sta da una parte e chi sta dall'altra. La verità è che Renato, come quando ha parlato dei fannulloni, perché lì fa molto moda ricordare la questione dei fannulloni, lui ha detto dobbiamo far
lavorare i fannulloni e dobbiamo premiare chi lavora, perché non tutti nella pubblica amministrazione sono né bravissimi né fannulloni. E quindi, come ha detto quella volta Renato, e sarà lo slogan anche di adesso, bisogna far lavorare chi è fannullone e premiare invece chi lavora. Quindi mi pare che sia una cosa semplicissima. Se poi si vuol criticare a priori quello che uno deve ancora cominciare a fare, allora faccia pure. Ecco, diciamo che la meritocrazia sarebbe ciò di cui ha particolarmente bisogno il nostro Paese. Io credo che il nostro Paese abbia un grosso problema di burocrazia, di farraginosità delle normative, quindi anche quando tu cerchi di mettere ordine trovi dei problemi dal punto di vista legislativo che non sono semplicissimi. Ecco perché Renato già dal 2008 al 2011 ha avuto il coraggio di cominciare a riformarla questa pubblica amministrazione. È vero che c'è chi critica, però io che sento, essendo poi a Venezia si cammina per la strada, c'è anche chi vede con favore questi provvedimenti. È chiaro che c'è molto da fare, molto da riformare, però sono convinto che sfido chiunque a dire che non debba essere la meritocrazia il concetto principale della sua opera. Ecco, c'è davvero molto da fare, molto da riformare, anche perché noi siamo qui ancora che stiamo cercando di affrontare questa pandemia che ha piegato non solo il nostro Paese ma anche il resto del mondo, quindi ora c'è veramente bisogno di lavorare in squadra tutti assieme e soprattutto per aiutare il Paese a rialzarsi anche dal punto di vista economico. Penso che il senso di questo governo sia proprio quello. Abbiamo una personalità assolutamente al di sopra degli schemi, perché il professor Mario Draghi è riconosciuto unanimemente in Europa e non solo come persona capace e preparata. Credo che molto poche volte il nostro Paese ha avuto delle persone così preparate. Il senso di questo governo, che ha lasciato da parte quelle che possono essere le divisioni politiche, il senso di questo governo è proprio quello di stare tutti assieme, perché siamo in un momento di emergenza, stiamo sopportando praticamente una guerra e nei momenti di guerra non ci si fa la guerra tra partito e partito, si cerca di stare tutti insieme e di risolvere questo problema della pandemia, perché evidentemente l'economia, non solo la sanità ma anche l'economia, è messa in ginocchio da questa pandemia. Quindi noi dobbiamo risollevarci e non può essere che affidandosi al senso di responsabilità di tutti. E Forza Italia credo che sia stato uno dei primi partiti a aver detto facciamo una cosa di responsabilità. L'ha detto quando lo accusavano di fare inciuci il nostro presidente Silvio Berlusconi, ma lui si è sempre appellato al senso di responsabilità e credo che Forza Italia in questo momento sia anche stato premiato per questo atteggiamento che ha avuto. Abbiamo niente meno che 3 ministri, quindi proprio questo è il senso. Non si è usato, io già vedo, comincia a dire il manuale Cencelli, ma non si è usato il manuale Cencelli. È evidente che sono rappresentati tutti i partiti, ma sono rappresentati per le capacità in determinati settori e di lavorare, perché è di quello di cui abbiamo bisogno in un momento così grave. Ecco, proprio questo è il punto che volevo affrontare con lei come prossima domanda. Cosa ne pensa di tutte le nomine di questo governo in generale che inizierà a lavorare per il nostro Paese? Direi che c'è un sostanziale equilibrio tra parte politica e parte tecnica. I partiti sono rappresentati, hanno avuto accontentati anche quelli che possono essere i loro desiderata, ma abbiamo anche una parte tecnica che sarà quella che dovrà fare il lavoro più importante. Non dimentichiamoci che abbiamo 209 miliardi del Recovery Fund su cui lavorare, da dividere nei vari settori, e questa è una sfida importantissima. Non possiamo che essere tutti preparati a questa sfida, quindi lasciando da parte le divisioni che non ci porterebbero da nessuna parte, perché criticare solo perché si fa l'opposizione o difendere le leggi solo perché si è in maggioranza non ci fa fare strada. Noi abbiamo bisogno in un momento delicato e difficile di un'assunzione di responsabilità. Credo che Forza Italia sia stato uno dei primi ad assumere questo atteggiamento e siamo felici di poter essere rappresentati e assieme agli altri partiti per cercare di risolvere i problemi della nazione. Facciamo, come si dice cestisticamente, un minuto di sospensione, ragioniamo, vediamo cosa dobbiamo fare, poi quando avremo superato la pandemia facciamo a tempo a fare le nostre piccolezze, le guerre, il partito contro partito, però prima dobbiamo risolvere questo grave problema, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ecco, immagino che anche lei sia un tifoso di basket, visto la citazione che ha appena fatto. Per quanto riguarda Matteo Renzi, allora lui ha detto questo era il momento giusto perché dovesse accadere tutto quello che è successo. Lei come la pensa? Più che il momento giusto o il momento sbagliato, diciamo che abbiamo questo vantaggio e non possiamo dire che ringraziare Renzi per quello che ha fatto,
fatto di essere riusciti a far saltare il governo precedente, un governo dove i veneti non erano neanche rappresentati. Allora ditemi voi, se il Veneto non è degno di avere nessun rappresentante in un governo, c'è qualcosa che non va bene. Adesso siamo messi decisamente meglio, quindi anche il senso di rappresentanza del Veneto, ricordiamo che ci sono all'orizzonte anche problemi derivanti dall'autonomia che non saranno gravi come la pandemia, ma penso che in prospettiva, anche nei riflessi della pandemia, sicuramente l'autonomia ci avrebbe fatto bene. Quindi bene ha fatto Renzi a far saltare quel governo che non era assolutamente capace. Abbiamo adesso un governo di responsabilità. Adesso questo governo di responsabilità responsabilizza tutti noi forze politiche per cercare di risolvere il problema del Paese. Questo deve essere il faro principale che ci fa andare d'accordo. Ecco Ferrara, infatti Ilaria, scusa, Ilaria, ti devo interrompere. Scusami, ti devo interrompere, Ilaria, perché abbiamo in collegamento ora, e poi so che deve scappare, la collega Luisa Bertini con il sindaco di Trissino. Quindi noi andiamo a Trissino ora, grazie naturalmente a Ilaria Marchiori e a Roberto Ferraro, coordinatore comunale di Forza Italia a Venezia. Grazie, buon lavoro. Naturalmente, ecco, vedo la collega Luisa Bertini da Trissino con il sindaco del paese Davide Faccio. Allora, che clima si respira a Trissino dopo che Erika Stefani è stata nuovamente nominata ministro? Sì, noi oggi abbiamo sondato un po' gli animi, ovviamente c'è la gioia perché venga rappresentato il territorio, però in molti in realtà, e mi sembra di capire che anche un po' il sindaco s'allinea a questa opinione, l'avrebbe preferita nell'incarico che aveva nel primo governo Conte, quindi agli affari regionali, forse per le istanze dell'autonomia. Anche per il lavoro fatto, insomma, che aveva fatto Erika, era pronto, bastava solamente votarlo e l'autonomia era cosa fatta, per cui la credevo più adatta per quel ruolo, ma comunque sono convintissimo, insomma, che Erika possa essere un nostro valore aggiunto anche da ministro della disabilità, comunque sempre con un occhio di riguardo all'autonomia, perché credo sia la cosa per noi principale. Insomma, lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni, lo abbiamo dimostrato ancora di più in questo momento difficile di pandemia, per come è stata gestita dal nostro governatore in primis e per come, insomma, ci stiamo muovendo. Credo che l'autonomia non sia un qualcosa per i Veneti, sia per il Veneto ma per tutta l'Italia, perché è un modello chiaramente da percorrere e cercare di portare a casa, perché credo che porti benefici a tutti quanti. Ecco, poi tra l'altro il sindaco è un militante storico insieme a Erika Stefani, all'attuale ministro Erika Stefani, perché la Stefani ha rivestito qui il ruolo di vice sindaco e di assessore. Assolutamente sì, abbiamo iniziato insieme questa avventura nel 2009, ricordo lei era assessora all'urbanistica e vice sindaco, io ero assessore ai lavori pubblici, quindi per me innanzitutto è un'amica, insomma, abbiamo sempre lavorato insieme, c'è stata l'opportunità di tornare adesso in un anno, anche qui mi ha dato una grossa mano, per cui è sicuramente un punto importante, insomma, perché lei il lavoro di amministratore lo sa sicuramente fare. Lei prima metteva anche in rilievo la competenza in quanto Erika Stefani è avvocato e la sensibilità in quanto donna, se ne parla tanto adesso delle quote al femminile. Assolutamente sì, una cosa determinante e importante. Erika su questo ha sempre dimostrato, insomma, di saper fare il proprio mestiere, sia in qualsiasi ruolo, dal consigliere comunale al ministro. Credo che lei possa dire di aver fatto tutto il percorso e di non essere stato il classico nome calato dall'alto. Lei è una persona che si è occupata e lo ha fatto, insomma, con grande senso di responsabilità. La mia chiamata anche un anno fa, certamente per il mio paese io mi metto in discussione. Guardate, l'ha fatto con grande determinazione ma anche con grande umiltà. Questo, insomma, per una che è seduta sul banco dei ministeri, venire in comune a fare l'assessore alla cultura quale era, insomma, credo sia senso anche di umiltà da parte sua, ma me l'ha riconfermato ieri sera, perché siamo felici ma anche dispiaciuti, perché insomma io perdo sicuramente un pezzo importante delle mie giunte e mi ha detto: guarda Davide, appena ci sarà la possibilità io tornerò nel mio paese ad amministrare, perché è da dove sono partita e da dove ogni tanto mi fa bene anche ritornarci, e quindi credo che questo sia senso di intelligenza e anche di umiltà, insomma. Ecco, quali sono le istanze che chiedete dal territorio appunto al ministro? Lei non ho bisogno di chiedere niente a Erika, lei sa quali sono le nostre necessità.
più che chiedere ad Erika dobbiamo supportarla perché lei porti a casa i risultati che noi sappiamo benissimo quali sono. Siamo in un momento difficile, dobbiamo ben gestire questi 209 miliardi del Recovery Fund in primis, ma sicuramente non in secondo piano, anzi allo stesso livello. I veneti chiedono a gran voce l'autonomia e abbiamo dimostrato in questi mesi, in questo anno di pandemia, cos'è il modello veneto, che non è un modello così buttato per aria, ma è sicuramente un modello che ha dato grandi risultati, quindi credo che l'autonomia sia un atto doveroso di questo governo, per cui mi aspetto su questo punto insomma, che anche il nostro nuovo Presidente insomma, sappia valutare bene questa cosa e sappia decidere con saggezza, perché ripeto, non è che vogliamo qualcosa che sia degli altri, vogliamo portare un modello che è il nostro modello, la nostra autonomia, affinché il Veneto, la Lombardia, la Calabria, ma tutta l'Italia possa andare bene. Quindi non è una cosa in contrapposizione a nessuno, è un nuovo modello di operare, un nuovo modello di governare che credo possa dare grandi risultati. Grazie allora Luisa, io ti ringrazio per questo collegamento da Trissino, grazie a te, grazie al primo cittadino Davide Faccio. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Parliamo ora in questa seconda parte della nostra diretta, dopo aver affrontato appunto la pagina politica con, abbiamo visto, il giuramento dei nuovi ministri della squadra del Premier Mario Draghi. Torniamo ora a parlare di Covid. Vediamo intanto subito, molto velocemente, quelli che sono i dati del contagio di oggi con l'aiuto della grafica appunto forniti proprio poco fa dall'azienda Zero. In Veneto oggi si registrano 689 nuovi casi di Covid-19 nelle 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 320.960 contagiati. Purtroppo si registrano nella nostra regione anche 29 nuovi decessi, con un totale di 9.489 persone che hanno perso la vita. Il dato buono, diciamo, è che continua a scendere il numero di malati attuali, che sono 480 in meno rispetto a ieri, 47 pazienti in meno nei reparti non critici con 1443 ricoverati e 6 in meno nelle terapie intensive che scendono a 149. E ora sì, sappiamo insomma che sono dati che confermano un po' questo trend in discesa che c'è stato nelle ultime settimane, anche se comunque gli ultimissimi dati dalle varie ULS testimoniano un rallentamento, diciamo, della discesa che sta in qualche maniera preoccupando anche i sanitari. Il tema che affronteremo ora in questa parte della nostra diretta è quello del cosiddetto long Covid, una sindrome che colpisce persone che sono state affette in maniera grave ma anche non particolarmente grave dall'infezione. Per parlare di questo abbiamo in collegamento il dottor Marco Gugelmetto, direttore della medicina riabilitativa dell'ULS 2. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi, e Valentina Bottos, già assessore al comune di Casale sul Sile, che proprio per questa sintomatologia da long Covid ha dovuto lasciare il proprio incarico. Dottor Gugelmetto, intanto ci vuole spiegare esattamente di che cosa si tratta, che cos'è questo long Covid? In sostanza si tratta di una sindrome, di una condizione in cui alcuni sintomi legati all'infezione da virus Covid-19 persistono oltre un certo numero di settimane. Di solito si considerano le 3-4 settimane e sono sintomi anche abbastanza vari che possono riguardare vari organi e apparati. Del resto sappiamo che il virus colpisce non solo il polmone, ma può colpire anche il cuore, l'apparato gastrointestinale,
il sistema nervoso. Solitamente nell'arco appunto di 4-6 settimane i sintomi bene o male scompaiono, ma in alcune situazioni possono protrarsi per 12 settimane, quindi circa 3 mesi, in alcuni casi anche fino a 6 mesi e poi forse oltre, perché come sappiamo è una malattia virale che assomiglia ad altre malattie virali per certi aspetti, ma è recente per certi altri, comunque la dobbiamo ancora conoscere. Ecco, che sintomi sono esattamente? Qual è la sintomatologia di questo long Covid? Sono abbastanza vari, può essere la persistenza di diciamo respiro corto, cioè mancanza di respiro, e possono essere legati a diciamo degli esiti, delle lesioni che si sono prodotte nel polmone a seguito dell'infezione, ma possono essere anche un'estrema stanchezza, un'estrema faticabilità, la presenza anche di difficoltà di concentrazione, di memoria, di attenzione, disturbi gastrointestinali, a volte anche la presenza di febbre che va e viene. E ecco, tra l'altro poi tutti questi sintomi possono essere anche abbastanza fluttuanti, quindi ci sono dei giorni in cui sembrano essere scomparsi e poi si ripresentano. Possono essere presenti dolori ovunque, in tutto il corpo, dolori muscolari e articolari che si accentuano anche per sforzi minimi. Quindi sono in generale dei sintomi che incidono molto sulla qualità di vita della persona. Quindi, superata la fase acuta difficile della malattia, che può diciamo essere trascorsa a casa oppure in un reparto di degenza, che può essere un reparto per acuti o in alcuni casi anche reparti dove possono essere date delle cure più intensive, come per esempio appunto le terapie intensive. Trascorsa in questo periodo giunge la fine del ricovero, la persona viene dimessa, però può continuare a mantenere la presenza di questi sintomi per lungo tempo, appunto con un impatto pesante sulla qualità della vita in alcuni casi. Ecco, con che incidenza colpisce questa sindrome, dottor Gugelmetto? Beh, i dati sono ancora abbastanza variabili, in alcuni casi troviamo circa il 10%, in altri il 50-60%. Diciamo che se consideriamo un po' tutti i sintomi nel loro insieme arriviamo circa al 60%. Fortunatamente la maggior parte di questi casi nell'arco di 3 mesi viene in risoluzione. Però ecco, c'è una percentuale minore in cui anche i sintomi possono essere più importanti, più legati agli aspetti proprio anche respiratori e cardiocircolatori, che possono durare ben più a lungo e sono fortunatamente però una percentuale nettamente minore. Ecco, sintomi, diceva il dottore, particolarmente invalidanti, diciamo, in determinati casi. Valentina Bottos, qual è stata la sua esperienza? Vuole raccontarcela? Certo, allora intanto saluto a tutti e grazie di avermi invitato per poter portare la mia esperienza di long Covid. Io ho preso il Covid proprio inizio pandemia, cioè la prima febbre è iniziata il 24 febbraio, pertanto quasi un anno fa, e mi sono stata ricoverata il 1 marzo, una decina di giorni a Cafoncello. Dimessa, che non stavo ancora benissimo, però la situazione in quel momento dell'ospedale era drammatica, pertanto nel momento in cui non avevo più la febbre e potevo respirare da sola, sono stata dimessa. E i sintomi, subito, cioè proprio per circa 3 mesi, che sono stata anche assente dal lavoro in tutto quel periodo, la stanchezza era, sembrava non finisse mai. Pian pianino poi hanno cominciato a scemare, però di sentirmi abbastanza bene posso dire da dopo Natale. Prima comunque alla sera, quando torno dal lavoro, anche adesso qualche volta, però sono più fluttuanti e sempre meno. Quando torno dal lavoro devo andare a letto, cosa che prima non mi succedeva. Ecco, quindi questo ha inciso pesantemente nella sua vita e anche nella sua attività politica, no? Dicevamo che lei era assessore alle politiche partecipative del comune di Casale sul Sile e non ce l'ha proprio fatta a continuare.
Assolutamente sì, ho tentato durante il periodo estivo, a parte la difficoltà anche durante la pandemia per un assessorato di questo tipo che prevede la partecipazione delle persone, è già stato difficile. In ogni caso, quel assessorato in particolare prevede riunioni alla sera quasi, non dico quotidianamente, ma ci sono settimane che 4-5 riunioni la sera con i laboratori di cittadinanza vengono fatti. Ripeto, io ho tentato di portare avanti la cosa, ma non era assolutamente possibile. Proprio alla sera io non ce la facevo, anche per il grosso problema che quello si è protratto per molto tempo della difficoltà di concentrazione. Quella era una difficoltà che avevo e qualche volta ho ancora, sempre meno per fortuna, però c'è. Ecco, è quella, dottor Gugelmetto, che chiamano la nebbia da Covid, è questo, no? Sì, in certo senso sì. Sì, è un insieme di più sintomi che riguardano appunto aspetti cognitivi come appunto concentrazione, memoria e attenzione. Chiaramente se prima della malattia si era abituati a poter contare su certe capacità, cioè una certa resistenza anche fisica e mentale, poi chiaramente poi è un impatto pesante. È la vero persona che... non sa più. Ah sì? No, scusi, prego, finisca, poi le faccio un'altra domanda. La persona non sa più quanto può contare sulle proprie energie, sulle proprie capacità, proprio appunto, come si diceva prima, anche per la fluttuazione, cioè questi sintomi possono andare e venire, essere abbastanza variabili. È vero, dottore, che le donne sono più colpite degli uomini da questa sindrome? In alcuni studi, in alcune statistiche si vede una certa prevalenza per quanto riguarda le donne, sì, questo è vero. E non si è capito il perché, no? Ci sono ancora tanti perché che richiedono ancora diversi studi e l'attenzione di molti ricercatori per capire la stessa presenza, la stessa persistenza di questi sintomi di cui abbiamo parlato prima non è ancora del tutto spiegata in termini dei meccanismi che li producono, insomma. Ecco, e il ruolo della medicina riabilitativa in questo senso, dottore, che cosa si può fare per aiutare queste persone? Dipende molto da quali sono i sintomi che persistono e anche poi da quali sono i danni che sono stati prodotti durante l'infezione, perché è chiaro che possiamo trovarci davanti a un quadro in cui, faccio un esempio, una persona già dopo che ha camminato qualche centinaio di metri presenta un brusco calo dell'ossigenazione del sangue, e questo lo possiamo anche misurare, e questo può essere correlato con un danno che possiamo vedere anatomicamente con gli esami strumentali e che poi lo pneumologo può anche misurare con altri accertamenti. Ci sono altri sintomi invece che magari non ci danno un'evidenza di danno anatomico, come può essere l'estrema stanchezza, l'astenia, la faticabilità, la precoce perdita di energie. Quindi prima di tutto bisogna vedere se ci sono dei danni, di che entità sono, a quale organo, e fare riferimento poi allo specialista competente, perché noi possiamo fare il nostro progetto riabilitativo della persona sulla base di quelli che sono gli esiti della malattia e la situazione al momento della persona. Noi ci stiamo orientando verso una presa in carico, diciamo, sul territorio, possibilmente anche a domicilio della persona, utilizzando strumenti soprattutto di telemedicina, proprio perché se la durata di questi sintomi è molto lunga, la presa in carico deve avvenire all'interno di quelle che sono le abitudini di vita della persona. È chiaro che bisogna muoversi su più piani, ci sono sicuramente aspetti legati all'esercizio fisico, che può riguardare l'apparato respiratorio, può riguardare l'apparato cardiocircolatorio, possono riguardare l'apparato neuromuscolare, e questo per quanto riguarda tutti quegli aspetti di decondizionamento allo sforzo legati al lungo allettamento.
Poi però bisogna capire, perché se i tempi sono lunghi, bisogna muoversi anche su altri piani, cioè se la persona presenta una affaticabilità molto rapida, molto, molto precoce, bisogna anche andare a cercare di capire come modificare le abitudini della vita quotidiana per fare in modo che quella resistenza attuale, resistenza fisica attuale, che stiamo cercando di modificare, venga spesa utilmente nell'arco delle attività di vita quotidiana per portare la persona al miglior livello di autonomia possibile. Quindi sicuramente assegnazione di esercizi, riferimento poi anche, sono situazioni che vanno prese in carico a livello multidisciplinare, quindi stiamo già collaborando anche con neurologi, pneumologi per avere una visione d'insieme e per andare avanti insieme. E ecco, la medicina riabilitativa si occupa del rapporto tra la modalità, il profilo di funzionamento della persona e l'ambiente in cui vive, e quindi lì noi ci andiamo a inserire. Certo, Valentina Bottos, la sua vita ora com'è? Ormai ce lo diceva prima, no? È passato praticamente quasi un anno da quando lei si è ammalata di Covid. Beh, adesso cioè io sono autonoma, tranquilla, riesco a gestirmi. Chiaramente tutto quello che io facevo prima alla sera non riesco più a farlo nella stessa modalità. Questo sicuramente è cambiato molto per quanto mi riguarda, perché la mia attività politica è anche altro che era concentrata sulle ore serali, nelle quali io riuscivo tranquillamente a resistere, riunioni piuttosto che incontri e altre cose. In questo momento non riesco a farne una alla settimana, massimo 2, non di più, non riesco a reggere di più. E ho concentrato le mie energie sul resto, chiaramente sul resto della giornata, lavoro, e là bisogna anche rendere, giustamente, perché si è pagati per quello, e il resto della mia quotidianità. Però a una certa ora io devo proprio smettere. Nelle giornate più lunghe anche di lavoro, ripeto, quando torno a casa devo dedicare un'ora e mezza a proprio stare ferma a letto, perché fisicamente non ce la faccio. Ecco, le chiedo proprio un flash, visto che siamo nel secondo fine settimana giallo e ci stanno arrivando molti report dalle città del Veneto di insomma tante persone, assembramenti, gente che esce, la giornata è anche molto bella pur essendo fredda, che appello volete lanciare entrambi? Valentina Bottos intanto. Io vorrei lanciare questo appello. Anch'io all'inizio, quando vedevo le situazioni in Cina, pensavo, beh, non moriremo mica tutti di Covid, all'epoca si chiamava coronavirus, ha cambiato nel tempo poi. Non snobbavo, però non ci credevo che potesse in questi anni, nel 2020, esserci una malattia che prendeva così forte e da generare una pandemia. E l'appello è una malattia seria e fortemente contagiosa, perché io stessa ho contagiato diverse persone della famiglia, del lavoro, pertanto di non sentirsi sicuri, io non la prenderò, è una cosa di altri, io sono giovane, non mi farà così poi tanto male, perché non è solo per noi stessi, che magari qualcuno la supera anche in maniera tranquilla, ma è anche per le persone che abbiamo attorno, che dobbiamo cercare di salvaguardare. Certo, sicuramente, certo. Dottor Gugelmetto. Beh sì, un appello al massimo senso di responsabilità, perché l'emergenza non è affatto finita. Adesso i dati sono stati appunto in miglioramento, però le strutture sanitarie sono state sottoposte a uno stress organizzativo straordinario. Dobbiamo evitare in tutti i modi di riproiettarci in quella dimensione, quindi massima aderenza alle disposizioni che vengono date, perché di fatto non possiamo dire di esserne fuori, e quindi il problema
è ancora lì che ci aspetta in un certo senso. Quindi sta alla responsabilità di tutti avere i comportamenti corretti per evitare di rivedere situazioni da cui stiamo difficilmente, con grande fatica, uscendo, e non vanificare gli sforzi fatti. Grazie, allora io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie mille al dottor Marco Gugelmetto, direttore della medicina riabilitativa dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, e a Valentina Botos. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi. Buona giornata. Saluto. Altrettanto. Allora, noi ora, prima di passare al prossimo tema, perché torneremo a parlare di politica, vediamo un servizio che riguarda il nostro gruppo Media Nord-Est, relativamente alla devozione a Sant'Antonio, perché cambia forma ma resta estremamente forte anche nell'anno del coronavirus. La devozione a Sant'Antonio, crescono i fedeli sul web, 1 milione di persone ha pregato in questi mesi grazie alla messa che è stata trasmessa quotidianamente ogni giorno da Rete Veneta, emittente del nostro gruppo. Vediamo. La benedizione di Padre Oliviero Svanera e di Sant'Antonio, che emozione! La statua con le reliquie di Sant'Antonio sorvola Padova e la sua basilica. Attimi di vita e di fede che Rete Veneta, attraverso una maratona ininterrotta di 17 ore, ha portato nelle case di centinaia di migliaia di telespettatori in un 13 giugno 2020 che nessuno potrà dimenticare. Alla vigilia di una grande festa antoniana, la festa della traslazione delle reliquie del santo, con il ritrovamento 758 anni fa della lingua incorrotta di Antonio, il frate francescano continua a essere vicino alla sua gente e lo fa anche attraverso il piccolo schermo, grazie alla Santa Messa trasmessa ogni giorno alle 18 da Rete Veneta, la domenica con doppio appuntamento, il primo alle 11 del mattino. Se nella Basilica di Padova, una tra le più amate e conosciute al mondo, il calo fisico dei pellegrini è stato sensibile a causa del coronavirus, non lo è stata la devozione a Sant'Antonio, vicino alla sua gente anche nell'anno terribile della pandemia. Dei frati, custodi delle sue reliquie e della sua memoria, che cercavano il modo per continuare a portare Sant'Antonio consolatore alla gente, la nostra emittente è diventata uno strumento con un impegno quotidiano di uomini e donne, tecnici e giornalisti, culminato sabato 13 giugno, 8 mesi fa. L'elicottero e il personale del Comando Operativo Forze Nord dell'Esercito Italiano hanno portato Sant'Antonio a sorvolare i luoghi simbolo della pandemia. Le telecamere di Rete Veneta lo hanno accompagnato nelle vostre case insieme alle grandi emozioni vissute da ognuno di noi, testimoni della fede dei pellegrini, delle loro storie di vita, racchiuse nel giglio portato in dono o nel cero acceso. Una devozione che ha cambiato forma grazie alla creatività dei frati del santo. Sulla pagina Facebook sono state raggiunte più di 6 milioni di persone, 1.200.000 solo il 13 giugno. Il sito ufficiale della Basilica ha avuto quasi 1 milione di utenti. Quasi 1 milione di telespettatori che dall'inizio del primo lockdown hanno seguito la Santa Messa e il Rosario quando trasmesso su Rete Veneta. Domenica 14 febbraio, durante le messe trasmesse alle 11, cui seguirà la consegna del premio Bontà Sant'Antonio, e alle 18, faremo ancora una volta, insieme a tutti voi che continuate a seguirci, memoria di uno straordinario miracolo di Antonio. La sua lingua venne ritrovata incorrotta 32 anni dopo la sua morte da Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dei frati francescani, durante la ricognizione dei resti del santo. La lingua di Antonio, miracolo vivente, tuttora visibile nel reliquiario della Cappella del Tesoro. Sant'Antonio continuò a parlare e lo fa attraverso i suoi frati e gli strumenti da loro individuati. Ecco, allora avete visto questo servizio relativo alla devozione appunto di Sant'Antonio a Padova. Noi restiamo ancora a Padova perché ci chiede la linea la collega Valentina Visentin. Sappiamo che quello di oggi è un sabato sorvegliato speciale nel centro di Padova ed entrerà in vigore nel primo pomeriggio questo nuovo provvedimento per disciplinare il traffico pedonale delle persone. Sentiamo quindi Valentina Visentin, buongiorno. Sì,
buongiorno da Padova, lo vedete, mi trovo proprio a Canton del Gallo, in pieno centro storico, un punto cruciale dove oggi pomeriggio alle 2 verranno posizionate le transenne che vedete qui alle mie spalle, e si partirà con il senso unico pedonale lungo via Roma, cioè da Prato della Valle. Le persone, i padovani che verranno a passeggiare in città, potranno seguire solo questa direzione, quella consigliata dal cartello, ovvero ci si potrà andare solo da quel lato. Poi per tornare invece indietro sono consigliate le strade alternative. A vigilare sul corretto andamento della situazione ci saranno circa una cinquantina di uomini tra polizia locale, polizia e carabinieri, che verranno posizionati proprio qui a Canton del Gallo, dove ci saranno il punto di controllo principale, ma anche nelle piazze e in piazza Duomo, dove invece alle 4 del pomeriggio si inizierà a fare lo screening agli under 25 con i tamponi gratuiti previsti dall'iniziativa Tampon Spritz, come l'ha chiamata nelle scorse ore il governatore Luca Zaia. Quindi uno studio condotto dal professor Bardo dell'Università di Padova e voluto dalla dottoressa Francesca Russo per testare i giovani prima dello spritz. Infatti i ragazzi under 25 verranno sottoposti al test rapido antigenico per rilevare la presenza o meno del Covid-19. E poi questi dati verranno appunto studiati e rilevati. Questa è la situazione adesso a Padova, è mezzogiorno e mezzo, insomma l'ora centrale, c'è meno gente rispetto allo scorso sabato, e il traffico per il momento pedonale è regolare. Sembra che un po' la gente si sia già preparata al senso unico, perché vediamo molta gente andare in questa direzione ma poca andare invece verso Prato della Valle. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin per questo collegamento da Padova. Noi ora torniamo a parlare di politica. Ecco, vedo che abbiamo già collegati i nostri prossimi ospiti. Vanessa Camani, consigliere regionale del Partito Democratico, Nazareno Gerolimetto, consigliere regionale della Lega, eletto nella lista Zaia, e Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Dovrebbe collegarsi anche tra pochissimo Raffaella Andreola del Movimento 5 Stelle. Allora, abbiamo visto all'inizio di questa nostra diretta il giuramento del Premier Mario Draghi davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, e poi di tutti e 23 i ministri. Abbiamo visto 4 sono veneti, insomma bisogna risalire molto indietro nel tempo per trovare una rappresentanza veneta così nutrita in un esecutivo. Vanessa Camani, siete soddisfatti, diciamo, di queste scelte? Direi che intanto il fatto che finalmente il Paese abbia un governo è una buona notizia per tutti. Speriamo anche che sia un governo in grado di fare le cose che servono. E la composizione corrisponde alla natura che il Presidente Draghi aveva intenzione di dare al governo, e quindi un governo di larghe intese con componenti anche del centrodestra rilevanti, e anche una forte connotazione tecnica, quindi con alcuni profili di altissimo livello per alcuni dicasteri importanti. Per quanto, e quindi, come dire, dobbiamo, almeno dal nostro punto di vista, sopportare la presenza di alcuni ministri che sicuramente hanno una posizione politica molto diversa dalla nostra. Ecco, sopportare la presenza, immagino naturalmente il suo riferimento sia ai ministri della Lega. Gerolimetto, dal vostro osservatorio, come vivete questo fatto di governare, insomma, a fianco al PD? Al Movimento 5 Stelle, a LeU e a Italia Viva? Gioco forza, la Lega ha fatto una scelta di responsabilità. D'altronde non si poteva non essere presenti nel momento in cui si vanno a decidere come investire quei 220 miliardi che provengono dall'Unione Europea, che poi saranno il problema per la restituzione che lasceremo ai nostri figli. Non potevamo lasciarlo
in mano a chi si è dimostrato in quest'ultimo anno soprattutto incapace di prendere delle scelte e delle decisioni lungimiranti. È tempo di finirla con tutti i bonus, è il momento di investire sulla crescita e sull'occupazione e sull'impresa, che poi sarà quella che traina la ripresa del nostro paese. E quindi gioco forza ci dobbiamo mettere assieme anche con chi non abbiamo scelto, ma abbiamo scelto di partecipare per non lasciare nelle mani di chi secondo noi non aveva le capacità per gestire questo. Quindi con Draghi speriamo di avere delle opportunità per il nostro Paese. Ecco, Razzolini, Fratelli d'Italia ha scelto di rimanere all'opposizione, non si sa ancora se Giorgia Meloni deciderà di non votare la fiducia oppure per l'astensione, ma secondo lei sarà, che vita avrà, che durata potrà avere un governo che mette assieme delle forze politiche così diverse? Me lo dice proprio fra qualche minuto, perché dalla regia chiamano la pubblicità. Allora, pubblicità e ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Saluto i miei ospiti: Vanessa Camani del PD, Nazareno Gerolimetto della Lega, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia. Ci ha raggiunto ora anche Raffaella Andreola del Movimento 5 Stelle. Allora, stavamo dicendo, Razzolini, Fratelli d'Italia ha deciso di rimanere all'opposizione, non si sa ancora se voterà la fiducia oppure se verrà presa la decisione di astenersi. Secondo lei che durata può avere, come può reggere un governo con delle componenti politiche così diverse? Ma non avendo la sfera di cristallo vado male in questo momento a dire quanto potrà reggere. Abbiamo visto sia nel governo Conte 1 che nel governo Conte 2 che alla fine, anche se nel secondo sembrava esserci una visione diciamo più uniforme, ecco, tra il PD e i 5 Stelle, il governo magari con l'aiuto di Renzi non è durato molto. Ecco, io adesso questo non lo so quanto potrà durare, credo che ormai comunque la fine di mandato del 2023 è ormai prossima, quindi insomma 2 anni potrà anche durare, insomma, quindi alla fine potrà anche arrivare questo governo. Ecco. La scelta di Fratelli d'Italia è una scelta coerente, abbiamo sempre detto che non avremmo mai fatto un governo con il PD e con i 5 Stelle, e questo appunto è stato il mandato degli elettori che quando sono andati a votare hanno votato Fratelli d'Italia anche per questo impegno preso, e così abbiamo voluto mantenere e quindi siamo stati fuori. Pensavo che il governo Draghi, come era stato detto che era il governo dei migliori, fosse di un'alta levatura istituzionale. Vedendo la lista dei ministri, su qualche ministro non ho nessun dubbio, su altri insomma nutro qualche dubbio, ecco. Quindi vedremo. Insomma, io stamattina ero in giro nella mia piazza, in giro per i bar, e più di qualcuno, anche non elettore di Fratelli d'Italia, mi ha detto: pensavo che la Meloni avesse scelto male a star fuori, in questo momento, avendo visto il governo, devo ricredermi, la Meloni ha fatto veramente bene a fare la scelta che ha fatto. Ecco, gli ultimi sondaggi danno però una fiducia dell'80% degli italiani a Mario Draghi, a questo nuovo governo. Vedremo insomma come evolverà. Intanto Andreola, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, 4 ministri, quindi dei politici, diciamo la rappresentanza più numerosa, però forti malumori all'interno del movimento. Cioè, Di Battista è fuori uscito, ma insomma anche all'interno sia dei gruppi parlamentari che della base, diciamo, degli iscritti c'è parecchia agitazione, diciamo così.
Allora, io intanto buongiorno a tutti. Non lo chiamerei malumore, lo chiamerei sana discussione democratica. Il 60% ha detto sì a questo possibile governo, il 40% ha detto no. Come sempre il movimento dà voce agli attivisti, agli iscritti alla piattaforma Rousseau, anche questa volta l'abbiamo fatto. Accettiamo tutti, anche chi dice no, la decisione degli iscritti, e questo è molto importante perché al di là delle polemiche anche chi si è posto con il no ha sempre comunque portato rispetto a questa decisione. Siamo onorati insomma di avere 4 ministri, soprattutto siamo fieri del ministro D'Incà che è stato riconfermato nelle deleghe, quindi questo è un motivo di orgoglio perché vuol dire che il lavoro fatto è stato positivo e come sempre se questo governo vedrà insomma alba e nascerà anche con il voto favorevole del movimento, questo dovremo attendere comunque la votazione in aula, sicuramente faremo la nostra parte come l'abbiamo sempre fatta nell'interesse dell'Italia e dei cittadini con senso di responsabilità. Ecco, allora abbiamo detto 4 sono i ministri veneti rappresentati in questo governo, appunto l'esponente del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà, che è stato riconfermato ai rapporti con il Parlamento, ma poi c'è anche il forzista Renato Brunetta che torna alla pubblica amministrazione, Erika Stefani della Lega che ha le deleghe al Ministero per la disabilità e Daniele Franco, tecnico bellunese, che avrà la delega sicuramente più importante, quella all'economia e alle finanze. Nessun ministro veneto nel Partito Democratico. Vanessa Camani, le aspettative diciamo del PD e comunque del territorio dal suo punto di vista nei confronti di questo esecutivo quali sono? Tanto vorrei dire che confidiamo che i nostri ministri possano lavorare molto bene, anche perché al PD sono stati riconosciuti dei ministeri che a nostro giudizio sono strategici. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Andrea Orlando rappresenterà, io penso, un elemento che potrà colorare, qualificare l'azione di governo. La conferma di Franceschini alla cultura e poi la difesa con Guerini. E cito, non perché sia del PD, ma perché lo sentiamo molto vicino, anche la conferma di Roberto Speranza alla sanità. Sono temi importanti, ministeri delicati, con i quali noi proveremo a fare quello che abbiamo sempre provato a fare anche dentro il Conte bis, e quindi da un lato rafforzare l'alleanza, il rapporto, la condivisione delle politiche con il Movimento 5 Stelle e con Liberi Uguali, che per noi non sono soltanto stati i compagni di un viaggio di un governo che è durato un anno, ma degli interlocutori con i quali ci interessa ragionare. E dall'altro lato proveremo a caratterizzare la nostra presenza nel governo promuovendo e proponendo politiche che siano sempre rivolte alla tutela, alla cura dei cittadini più fragili, che siano persone fisiche, che siano imprese, che siano soggetti in difficoltà. Perché io credo che oggi il governo di questo Paese debba agire in 2 direzioni: da un lato rilanciando l'economia e l'attività produttiva del Paese, dall'altro lato però dovremo riuscire a ottenere questo obiettivo senza lasciare nessuno indietro, cioè evitando che il mercato selezioni in maniera naturale e violenta tantissime imprese, tantissime famiglie che oggi si vedono impoverite rispetto a prima della pandemia e che vanno garantite e tutelate fino a che questo dramma del Covid non sarà passato. Ecco, Gerolimetto, Erika Stefani passa al Ministero della Disabilità da quello delle autonomie regionali che aveva appunto tenuto nel primo governo Conte. Che effetto vi fa insomma vedere che questo tema così caro alla Lega e al territorio del Veneto è ora nelle mani di Maria Stella Gelmini, bergamasca e di Forza Italia? Beh, ovvio che avremmo preferito che fosse rimasto nelle mani di chi l'autonomia ce l'ha nel cuore, ma comunque il fatto che sia Maria Stella Gelmini ad avere questo referato è comunque, questo ministero, è comunque
un passo in avanti. Ricordiamoci che prima c'era il ministro Boccia, quindi la Lombardia e il Veneto hanno fatto il referendum, l'Emilia vuole anche lei l'economia e l'autonomia, quindi credo che abbiamo sicuramente fatto un grande passo in avanti in questa direzione. Certo è che noi non molleremo sull'autonomia, saremo comunque sempre, eccetto questo periodo che appena passata la pandemia, appena si è affievolito questo dramma della pandemia, saremo senz'altro sul punto con determinazione per portare avanti quello che i veneti hanno votato in maniera massiccia e che poi è stato un po' perso un po' di vista grazie anche agli amici dei 5 Stelle che a suo tempo l'avevano spalleggiata, poi invece l'hanno osteggiata quando eravamo nel governo giallo-verde. Quindi credo che abbiamo fatto un passo in avanti. Colgo l'occasione per rivolgere il mio apprezzamento e la mia stima ancora una volta all'amica Erika Stefani, perché ha fatto molto bene il suo lavoro a suo tempo quando era ministro delle autonomie e sono certo che farà. Ecco, la interrompo un secondo, Gerolimetto, perché abbiamo uno spot istituzionale che va in onda ora. Ci rivediamo proprio fra pochi secondi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta per parlare di questi temi appunto della politica dopo aver visto il giuramento dei ministri del nuovo governo presieduto da Mario Draghi. Gerolimetto, prego, scusi, l'ho interrotta per la pubblicità, stava concludendo, prego. Sì, concludo dicendo che sono certo che la ministra Erika Stefani farà altrettanto bene con il referato per la disabilità, che è un tema molto caro alla Lega, ma so che anche lei ha una forte sensibilità verso questo tema ed è doveroso averlo. Quindi un augurio e un apprezzamento ancora all'amica Erika Stefani. Ecco, ma che fine farà secondo voi l'autonomia e questo progetto di autonomia che è stato votato dalla stragrande maggioranza dei veneti nel 2017? Riuscirà a trovare compimento con questo? Maggioranza mi pare eccessivo, ha votato poco più del 50%, è tanto per carità, ma la stragrande maggioranza di solito almeno è sopra l'80%. Votato dalla maggioranza dei veneti. Dalla maggioranza e di coloro che hanno votato, la stragrande maggioranza ha votato per il referendum sì. Non è andato a votare, non è che ha votato no, quindi un referendum votato dalla maggioranza dei veneti. Appoggiato anche dal Partito Democratico comunque, no Camani? Partito Democratico. Io ho fatto la campagna per il no, però da una parte del Partito Democratico, certo. Sì, allora, secondo voi troverà una attuazione Razzolini? Ma io me lo auguro, nel senso che mi ricordo la campagna elettorale per le regionali dove venivamo un po' avevamo il dito puntato, ecco perché noi non volevamo l'autonomia, quando poi effettivamente il nostro leader Giorgia Meloni ha sottoscritto l'impegno per l'autonomia, oltre anche per il patto anti-inciucio. Oggi il patto anti-inciucio comunque non è stato mantenuto a parte da Fratelli d'Italia, perché appunto il governo è di larghe intese, quindi c'è sia una parte del centro-destra e che tutto il centro-sinistra e i 5 Stelle, quindi questo è venuto un po' meno. Io mi auguro, perché io ho promosso anche io il voto favorevole per l'autonomia tramite i comitati, lo ritengo veramente importante per il Veneto, ma per tutto il nostro paese a livello economico, ma non solo, perché responsabilizzare le regioni vuol dire dare sicuramente un miglioramento a tutte le varie situazioni, perché poi è nel piccolo che si vedono se le cose funzionano o non funzionano, e più responsabilizzi l'amministrazione vicina al cittadino e più è facile fare scelte corrette e giuste. Quindi secondo me l'autonomia va portata avanti. Mi auguro che questa maggioranza in Parlamento la porti avanti. Sicuramente Fratelli d'Italia
è in opposizione, l'unico partito, da quel che mi risulta, in opposizione, quindi vigileremo, faremo un controllo sull'attività della maggioranza e quando ci saranno proposte utili e interessanti saremo sicuramente pronti a votarle per il bene della nostra nazione. Ecco, la Meloni più volte ha sottolineato di voler stare sì all'opposizione, ma comunque insomma pronta ad appoggiare dei provvedimenti qualora fossero nell'interesse, in quello che lei ritiene essere l'interesse della nazione. Certamente noi siamo per portare a casa un risultato positivo per i cittadini italiani e per il nostro Paese. Di conseguenza tutto quello che riteniamo giusto e corretto saremo pronti a votarlo. Assolutamente, su questo non abbiamo pregiudizi. Ecco, Andreola, la questione dell'autonomia, e anche su questo tema i 5 Stelle si divisero a suo tempo, no? Relativamente al quesito referendario. Come su tutti i temi, sicuramente la discussione è attiva. Devo dire che precisamente da come dice la Lega, nel governo giallo-rosso il movimento si è molto speso, il ministro Boccia e il ministro D'Incà hanno fatto un grandissimo lavoro su queste tematiche, su questi temi sia a livello nazionale che nel territorio veneto, e credo che il rappresentante qui della Lega lo possa testimoniare. Sicuramente è una questione attenzionata non solo per il movimento ma a livello nazionale, perché parte del territorio italiano insomma lo rivendica da molto tempo. Ricordiamoci comunque che la responsabilità è in capo anche alla forza politica della Lega, in quanto insomma negli ultimi 20 anni ha avuto varie occasioni di partecipare attivamente all'attività governativa e di portare avanti queste istanze che prevalentemente provengono dalla loro parte politica. Quindi noi faremo la nostra parte e sicuramente adesso sarà un banco di prova per la Lega per vedere se, essendo attiva fattivamente a livello governativo, riuscirà ad ottenere i risultati che spera. Ecco, dicevamo che 4 ministri sono veneti, bisogna veramente risalire indietro negli anni parecchio, insomma ai tempi della democrazia cristiana, della balena bianca in Veneto, per poter aver visto in un esecutivo un numero così alto di rappresentanti del Veneto sedere appunto nel Consiglio dei Ministri. Quali sono le aspettative del territorio secondo voi, di questo territorio, di questo Veneto che in tutti questi anni si è sentito un po' messo ai margini, terra di confine? Camani. Ma io non darei questa lettura del territorio veneto, siamo la prima regione per produzione industriale, per PIL, per occupazione. Ma negli anni con una rappresentatività diciamo governativa sicuramente non rapportata al peso della produzione. Dipenderà dalla qualità del gruppo dirigente che questa regione riesce ad esprimere, no? Quindi dubito che ci siano dei potenziali ministri del Veneto talmente bravi che in 20 anni non sono mai stati fatti ministri perché ce l'hanno con i veneti. Io uscirei insomma un po' anche da questo vittimismo, che guardi è un ragionamento che fa il paio con quella cosa lì dell'autonomia che io trovo a questo punto anche un po' stucchevole addirittura. Io credo che, non so in che modo, in che termini il programma del governo Draghi includerà l'autonomia. So che se c'è una cosa che ci ha insegnato la pandemia è l'importanza dello Stato, dell'istituzione nazionale per costruire risposte, tutele e protezioni per i cittadini, perché il sistema sanitario nazionale e regionale senza lo Stato non avrebbe retto, sia in termini organizzativi che di risorse, la scuola pubblica senza lo Stato non avrebbe retto e le tutele per il lavoro e per le imprese senza lo Stato non avrebbero retto, in particolare Veneto, dove non sono state finanziate per nulla azioni a sostegno dei lavoratori e delle imprese, oltre e del trasporto pubblico locale ad esempio, oltre le risorse messe a disposizione del governo. Allora io chiederei che si finisca con la retorica delle istanze del Veneto diverse da quelle della Lombardia, dell'Emilia o della Regione Lazio. Ci sono le istanze italiane che sono omogenee su tutto il territorio nazionale, semmai ciò che serve, anziché continuare a sperare in un'autonomia che può anche essere concessa ma che non è un fine, è un mezzo, quindi
noi non dobbiamo chiedere l'autonomia, noi dovremmo chiedere la possibilità di fare qualcosa di specifico, ma a questo livello non si arriva mai, perché l'autonomia ormai è un mantra. Poi chiedi a Zaia, ma l'autonomia ti serve per fare cosa? E non lo sa neanche lui, quindi finiamola un po' con questa narrazione qua. Credo invece che l'anno di coronavirus ce l'ha dimostrato, che la conferenza Stato-Regioni, cioè quando siamo in grado di costruire un rapporto di leale collaborazione tra i livelli istituzionali, quindi governo, Parlamento e regioni, allora sì si producono decisioni utili per il Veneto. Invece noi forse non abbiamo mai espresso grandi ministri, anche perché negli ultimi 20 anni a guida Zaia, anziché costruire le condizioni per dialogare con il governo, abbiamo scelto strategicamente di aprire continuamente il conflitto con lo Stato, proprio per dimostrare che serviva l'autonomia. In realtà in questo anno di governo abbiamo dimostrato che se c'è la voglia di ascoltarsi, di collaborare, di confrontarsi e di trovare insieme le soluzioni, prima ancora dell'autonomia è la capacità di sportare il Veneto a Roma, che soltanto il dialogo e l'ascolto può realizzare. Quindi ecco, Gerolimetto, a questo proposito. Ecco, grazie. La collega Camani non si smentisce. Lei afferma che i veneti non abbiano titolo per essere una squadra di governo, afferma che il governatore Pensavo Zaia di parlare la lingua italiana, non ha fatto quanto lo ha dimostrato anche nel proprio glielo dico in dialetto la prossima volta, così magari lo capisce meglio. È riuscito ad essere apripista per i tamponi, per il tampone rapido, e non voglio citare le mascherine e quant'altro. Poi se poi a Roma ci sono dei soggetti come il ministro Speranza, che ha impugnato anche la legge che proprio in questi giorni ha dato ragione al Veneto, quella legge che diceva che gli specializzandi che erano stati finanziati con fondi propri della regione dovessero lavorare in Veneto per almeno 5 anni per onorare lo sforzo finanziario fatto dal Veneto. Poi abbiamo visto che la Corte Costituzionale ha dato ragione. Zaia non ha mai polemizzato col governo, neanche quando ne aveva titolo. Oggi Zaia non sta polemizzando, nonostante dall'AIFA non arrivi l'ok per comprare il vaccino, perché noi dobbiamo vaccinare tutti se vogliamo uscire da questa pandemia che sta massacrando, oltre che la salute, l'economia. Quindi dire che Zaia polemizza è un falso, ma poi inutile, gli elettori hanno saputo anche nel corso dell'ultima elezione di premiare chi ne aveva titolo, e ha relegato e ha dato a Zaia il 76%, quindi la signora Camani si vada a guardare l'esito elettorale prima di dire cose che sono false. Ecco, allora vi ricordo che adesso siete alleati nel governo, a Roma ora siete alleati. Solo per puntualizzare all'amico Gerolimetto, che la pensiamo in maniera molto diversa, questo è evidente, e che io certo che non mi smentirò mai, tendo a essere abbastanza coerente. Il fatto che hanno vinto col 70 e passa per cento non significa che noi non possiamo dire quello che pensiamo. Se ne faccio una ragione, l'amico Gerolimetto, non saremo d'accordo, ci confrontiamo, ma ancora finché non avrete il 99% come Mussolini potremo parlare e dire quello che pensiamo. No, era giusto come metodo di lavoro. Così ci sta facendo un favore. Continui pure, ci sta facendo un favore. Vedremo. Ecco, Razzolini, allora ritorniamo alla domanda iniziale. Secondo lei, se queste sono le premesse delle posizioni, quanto potrà durare un governo Draghi sostenuto da una maggioranza così eterogenea e diversa? Ma il mio problema non è tanto sulla durata, più che altro è che vengono portate avanti delle proposte di legge, delle iniziative che siano di una visione politica di centrodestra. Cioè, quando si parlerà di immigrazione, quando si parlerà di determinate materie, io mi auguro che ci sia
oggi chi è al governo che sappia tenere e mantenere una posizione naturale alla rappresentanza che hanno avuto anche dei nostri elettori, dei cittadini di centrodestra, insomma, ecco. Quindi secondo me il governo durerà, perché ormai mancano 2 anni e perché di sì. Però insomma il mio auspicio è che quando sarà ora di battersi per delle linee che Fratelli d'Italia appoggerà sicuramente se sono a favore del nostro paese e ovviamente con una visione che il centrodestra ha sempre portato avanti, insomma, quindi mi auguro, ecco, che queste forze di governo riescano a portare avanti questo lavoro. Ecco, Andreola, rivolgo a lei la stessa domanda. Immagino i rapporti che ci potranno essere tra i 5 Stelle e Forza Italia, per esempio. Dice bene, però dobbiamo anche tenere presente le parole del Presidente Mattarella, che in questo momento devono essere un forte lume nella strada di tutti i nostri rappresentanti a Roma. Mattarella ci ha detto chiaramente che questa situazione l'ha creata una irresponsabilità di qualche singolo individuo che ha pensato bene una mattina di svegliarsi e gettare il paese in questa confusione in piena pandemia. L'unica cosa che ci tocca fare in questo momento è tirarsi su le maniche e con grande spirito di sacrificio e di responsabilità cercare di portare fuori il paese da questa situazione. Non piace a nessuno di noi piace questa situazione, credo, non ci nascondiamo dietro a un dito, ma non vedo grandissime alternative se non ritornare al voto, e in questa situazione credo sarebbe stato devastante. Io credo che in questa fase la responsabilità innanzitutto del Presidente della Repubblica e la responsabilità singola di ogni eletto deve far sì di lasciare da parte le polemiche e le beghe interne e tra forze politiche e guardare al risultato che è quello di portare questo paese fuori da questo tunnel e superare questa crisi pandemica e questa crisi economica sociale che sta devastando non solo il paese Italia ma insomma a livello mondiale. Quindi io confido molto nella responsabilità singola e nella capacità di sapere togliere la maglia della propria squadra e indossare quella della nazionale. Allora, grazie. Allora noi ci fermiamo ancora per qualche istante, vediamo il meteo e dopo ritorniamo in studio per continuare questa discussione. A tra poco. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Dopo alcune giornate piuttosto miti, nelle scorse ore il clima, ce ne siamo accorti, è cambiato repentinamente. Il weekend sarà caratterizzato dall'irruzione gelida russo-siberiana, bel tempo dunque, ma tanto freddo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato 13 febbraio sarà asciutta e stabile, non sono previste piogge. Avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, ancora forti venti di bora. Temperature in picchiata, minime tra -8 e 0 gradi, massime invece di poco sopra lo zero. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario, ancora tempo stabile con tanto sole, il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime sui -6, -2 gradi all'incirca, massime invece intorno a 1-2 gradi. Infine la situazione sarà simile anche sul Trentino Alto Adige, sarà soleggiato infatti, salvo per locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime intorno ai -7 gradi, massime intorno invece a 1-2 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia.
Eccoci, siamo nuovamente in studio, continuiamo con la politica, con i nostri ospiti, Vanessa Camani del PD, Nazareno Gerolimetto della Lega, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia e Raffaella Andreola del Movimento 5 Stelle. Volevo fare un giro ora di domanda a voi, chiedendovi che effetti secondo voi ci saranno sulla politica locale di queste larghe intese che sono state raggiunte nel governo, al di là di quella che sarà insomma la durata del governo Draghi. Comunque molto probabilmente in tarda primavera si andrà nuovamente alle urne per le elezioni amministrative. Che tipo di alleanze si potranno fare? Che cosa di diverso comporterà anche a livello locale questa nuova situazione politica che si è venuta a creare appunto a livello nazionale? Cominciamo da Razzolini, perché so che peraltro deve scappare, no? Ha un altro impegno e deve lasciarci tra poco. Sì, allora intanto grazie. Allora, io mi auguro che a livello locale il centrodestra rimanga compatto. Questa situazione a livello nazionale è una situazione comunque tra virgolette strana, quindi per quanto riguarda i comuni e la provincia il centrodestra credo che abbia tutta la forza, insomma almeno l'ordine di scuderia poi anche questo, di correre compatti, e così mi auguro che possa succedere, insomma. Ecco, ma come sarà possibile sostenere una campagna elettorale tra partiti insomma che a Roma sono alleati e magari qui se ne diranno di cotte e di crude? Ecco, non dimentichiamo questo non lo deve chiedere a noi, nel senso che a Roma auspicavamo comunque una convergenza sull'astensione insomma al governo Draghi proposta da Giorgia Meloni. Noi siamo per l'unità del centrodestra, lo abbiamo sempre detto, è stato fatto, si diceva prima, il patto anti-inciuccio, lo abbiamo rispettato, però insomma abbiamo sempre mantenuto gli accordi presi, abbiamo sempre cercato una coerenza. Noi siamo qui per l'unità del centrodestra, dopo queste domande a questo punto forse è giusto farlo a qualcun altro. Ecco, Gerolimetto, come si farà a mantenere l'unità del centrodestra in una situazione così? Ma io voglio partire da un presupposto. Non c'è nessuna alleanza organica né col PD né con i 5 Stelle. C'è in questo momento una scelta di responsabilità per accompagnare il Paese fuori da questa crisi, da questa pandemia e da questa crisi economica, per riuscire a indirizzare quei debiti che l'Italia sta andando a fare, ma indirizzarli non per fare bonus così a pioggia per tutti, ma per indirizzarli perché siano, siccome sono debiti, devono essere investiti per la crescita del Paese. Se andiamo a guardare cosa ha fatto ultimamente questo governo, se andiamo a cliccare su Google bonus, ne troviamo 35, spaziando dai bonus per i pattini a rotelle ai bonus per i bonus vacanze, i bonus nonni. Hanno inventato un bonus per tutto e poi per finire la lotteria degli scontrini. Non potremo mica permettere che continui questo tipo di politica che va a depauperare il Paese. Dobbiamo pensare a far crescere il Paese. Noi l'alleanza, secondo noi, rimane centrale quella che è l'alleanza che governa in 15 regioni d'Italia, che è l'alleanza col centrodestra. Oggi abbiamo questo periodo per cui dobbiamo portare fuori il Paese da una crisi straordinaria. È come uscire da una guerra. Oggi si esce da questa crisi e poi ognuno per la sua strada. Andreola. Faccio un piccolo inciso perché mi fanno sorridere un po' le parole di Gerolimetto quando parla di senso di responsabilità, visto che comunque il Movimento 5 Stelle dal 2018, quando è stato eletto a larga maggioranza, è sempre seduto lì e ha visto
passare sotto i ponti tanta acqua e acqua sempre diversa. Quindi siamo stati tacciati a volte di stare con tutti, prima a destra, poi a sinistra. Questa legge elettorale non l'abbiamo voluta noi, ci è stata imposta, l'abbiamo gestita nel migliore dei modi, cercando di portare avanti le nostre istanze, ma il senso di responsabilità a noi non è mai stato riconosciuto, quindi mi fa piacere che finalmente questo vocabolo entri anche nel lessico leghista. Detto questo, sono assolutamente convinta, poiché siedo da 5 anni in opposizione nel comune di Villorba, che le dinamiche nazionali non sono quelle locali. E quindi io sono rimasta seduta lì sia quando a Roma c'era il governo giallo-verde, sia quando a Roma c'era il giallo-rosso. Quindi vi posso assicurare che quello che fa un consigliere a livello locale per il movimento è portare avanti le istanze del movimento, e questo che faremo anche in questa tornata elettorale, perché a Villorba stiamo costruendo questa lista e preparando questa lista, questo programma da presentare ai cittadini, che sarà del movimento e per portare avanti le istanze del movimento al di là di quello che succederà a Roma. Quindi questa è la nostra visione locale e lo faremo nel pieno rispetto dei principi per i quali siamo stati eletti. Quindi anche per una responsabilità, questa sì, e per il lavoro che abbiamo portato avanti per 5 anni in Consiglio Comunale e al quale vorremmo dare sicuramente seguito. Ecco, Vanessa Camani, su questo tema. Ma sicuramente questo governo, quello che sta nascendo in queste ore, è un governo che si costruisce attorno a un interesse nazionale, che quindi non è in alcun modo un accordo o un'alleanza politica. Noi rimaniamo totalmente alternativi al centrodestra, alla Lega e a Forza Italia. Ma volendo cogliere la sollecitazione della sua domanda, mi viene da fare 2 considerazioni, cioè cosa cambierà nelle relazioni tra le forze politiche pur rimanendo nello schieramento di appartenenza. Intanto la nascita di questo governo ha tolto un'ambiguità dal tavolo. Oggi tutte le forze che sostengono il governo Draghi si dichiarano e si riconoscono nell'Europa e nelle istituzioni comunitarie. Solo pochi giorni fa, infatti, la Lega nell'Europarlamento, che ha sempre votato contro qualsiasi tipo di provvedimento in riferimento al Recovery Fund, per la prima volta ha votato a favore. Quindi se già tutto questo fosse servito per far sì diventare finalmente responsabile quella forza politica nell'interesse del Paese e quindi in un'ottica europeista, già sarebbe un passo avanti. Quindi continueremo ad essere alternative contrapposte alle elezioni dei livelli inferiori, ma almeno sul terreno dell'europeismo e dell'importanza delle istituzioni comunitarie per l'Italia potremmo trovare un terreno di dialogo. La seconda elemento su cui mi piacerebbe che questo governo producesse un'evoluzione è il tema della capacità di approfondire le questioni. Cioè ora direi che la fase degli slogan è finita e per trovare insieme le soluzioni partendo da punti di vista e di partenza molto lontani bisogna stare nel merito e ragionare. Allora inviterei a finirla con questa retorica dei bonus, perché può essere comprensibile che alla Lega non siano piaciuti i bonus per i monopattini, sebbene i dati ci dicano che sono stati richiesti da moltissime persone. Ma il governo Conte bis ha fatto dei bonus fondamentali. Intanto, signor Gerolimetto, quello del 110%, non so se ha presente, che è un intervento fondamentale che verrà confermato negli anni prossimi e che consente una grande operazione di riqualificazione del patrimonio energetico, della riqualificazione energetica dei nostri edifici e un risparmio fiscale molto importante. Il bonus per le partite IVA che non esisteva prima, cioè non c'era alcun tipo di tutela per i lavoratori autonomi e in 3 tranche è stato dato un bonus dai 5, 6, 8, 1000 euro alle partite IVA. Tutto il bonus per gli artigiani, anche qua totalmente dimenticati dalla legislazione e rispetto ai quali alcune risorse sono arrivate. Quindi se sarà l'occasione per discutere quali bonus sì e quali no, questo vale in generale, quindi per studiare anche un po' di più sarebbe una cosa, comunque un confronto che spero positivo. Ecco, Gerolimetto. Allora, io sono contrario a parecchi di questi bonus perché è una logica assistenzialista.
Bisogna dare la possibilità alle imprese di avere la possibilità di investire, di muoversi, di produrre. Non servono i bonus, serve una politica fiscale che agevoli l'impresa. Allora non servono più i bonus. I bonus sono mance buttati così, una mancia. Ci dica ma poi l'alternativa. C'è una tassazione che è gravosa e quindi è inutile che parli di bonus alle partite IVA. Poi un passaggio lo voglio fare, anche se magari mi troverò solo, ma un passaggio lo voglio fare sul super bonus del 110%. Ma questo non è un incentivo a chi non paga tasse? Allora, ipoteticamente un evasore totale potrebbe ristrutturare la propria abitazione a spesa del pubblico e ma se non paga tasse, che responsabilizza chi fa l'intervento. Ma cosa sta dicendo? Perché lei non sa come funziona il bonus 110%. Non sa come funziona il bonus. Chi fa l'intervento deve essere responsabile. Se invece si fa un intervento tutto a carico del pubblico, io sono contrario di fare l'intervento a carico del pubblico, sono favorevole ad agevolare, aiutare, incentivare, ma no a deresponsabilizzare e a premiare chi non paga le tasse. Ma cosa sta dicendo? Però scusi, diamo una comunicazione tanto sbagliata ai telespettatori, proprio tecnica. Il 110% dà diritto al credito d'imposta. Se io non pago le tasse non ho nessun credito perché non ho nessuna imposta. Quindi ecco, dicevo appunto prima, speriamo che si cominci a studiare un po' di più. Ma si può cedere il bonus, si può cedere, non lo sgravi dalle tue, lo puoi cedere ad altri, quindi anche uno... Vabbè, ma devi avere una capienza fiscale, altrimenti non si può. A spesa del pubblico. Andreola, vedo che sta scuotendo anche lei la testa. No, perché mi dispiace tantissimo che un consigliere regionale, un esponente politico a livello regionale si permetta di dare queste false informazioni al pubblico, perché non sono assolutamente vere. Prima di parlare bisogna un attimo studiare, ci tracciano sempre di essere quelli dello scontrino, quelli impreparati, quelli incapaci, ma voglio dire, ragazzi, non possiamo andare in televisione a raccontare che con il 110 la gente si ristruttura a casa, si sistema a casa con i soldi dello Stato, cioè una cosa assurda. Se l'ha studiata, io me la sono studiata. Mi par di no, le posso assicurare, mi par proprio di no. Ecco, allora io devo chiudere questa finestra, insomma, sulla politica. Ringrazio quindi i miei ospiti, ringrazio Vanessa Camani, ringrazio Nazareno Gerolimetto, ringrazio Raffaella Andreola. Ecco, la rivedo nel monitor, si era chiuso il collegamento. Allora, grazie per essere stati con noi, buon lavoro naturalmente a tutti quanti. Io do ora la linea alla regia per la pubblicità. Ci rivediamo tra poco. Arrivederci. Ed eccoci nuovamente in diretta, ultima parte della nostra trasmissione. Parliamo di arte e di cultura, perché abbiamo il piacere di avere con noi come ospite Fabrizio Plessi, artista veneziano d'adozione. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, artista viaggiatore abbiamo messo nel nostro titolo perché sappiamo, insomma, che nella sua arte due componenti hanno avuto un ruolo davvero molto importante, no? Uno è quello del viaggio, il tema del viaggio, l'altro il tema dell'acqua, che ritorna un po', no? In tutte le sue produzioni. Vuole parlarcene? Ma il primo viaggio in assoluto che ho fatto è stato quello, che avevo 14 anni, di venire a Venezia. Io dall'Emilia sono venuto in questa città perché volevo fare il liceo artistico e mi sembrava una città straordinaria e ho trovato una città allagata.
E quest'acqua col tempo è diventata poi parte dominante del mio lavoro, per cui io, che sono un emiliano solido, plastico, alla fine sono diventato invece fluido, elastico, mobile, come è diventata la città. Per cui l'acqua è diventata parte integrante della mia maniera espressiva, perché Venezia non è una città, Venezia è uno stato d'animo, questo è molto importante. E Venezia ha influito enormemente sul mio pensiero, devo dire che ha dato una grammatica al mio linguaggio, e con gli anni io sono stato sempre legato a questa fluidità, a questa mobilità, a questa elasticità, per cui anch'io sono diventato anche più tollerante rispetto a tutto, e Venezia ha giocato un ruolo fondamentale nel pensiero mio e della mia evoluzione. E poi pensiamo che in fondo viviamo in una società liquida, per cui quale città più giusta come Venezia per la liquidità di questo momento? Ecco, l'ultima sua opera a Venezia, che peraltro ha fatto anche parecchio discutere, è stata quella dell'albero di Natale, di quest'ultimo Natale appunto in Piazza San Marco. Un albero di Natale, ecco, stiamo vedendo il progetto e le immagini davvero sicuramente originale e singolare, digitale, che è stato accolto con grande entusiasmo da alcuni, con critiche feroci da altri. Come le è nata l'idea di questo albero di Natale così originale, così particolare, questo albero di luce, diciamo? Beh, se l'amministrazione è venuta da Plessi per chiedere un albero di Natale, tra virgolette, certamente non poteva pensare che facessi un albero, un pino con le palline rosse colorate come ci sono in tutti i supermercati e le piazze d'Italia. Venendo da Plessi, sapeva anche Plessi avrebbe dato un albero come solo Plessi sa fare. Per cui è un albero di luce, non è più che un albero, è un'evocazione di un albero. Io volevo dare un segnale luminoso in una città che è completamente spenta, abbandonata è stata in questi mesi, e l'unica luce veramente era la luce di questa specie di grande scultura, in cui però c'era una cosa importantissima: ogni tassello, e che sono 80, hanno un flusso d'oro che va in una direzione. Ogni flusso ha una propria direzione individuale, per cui ogni flusso è la propria cultura, il proprio pensiero, la propria dinamica mentale. Messe insieme, tutti questi flussi creano un'energia, che in fondo è la storia di Venezia. Venezia è sempre stata un luogo di incontri di culture diverse, di religioni diverse, di nazionalità diverse, e allora questo albero diventava un po' il simbolo molto democratico, diciamo, di un pensiero. Era la luce in un momento così buio per la nostra epoca, veramente, in cui la cultura è veramente messa in disparte, allontanata, quasi ignorata. La luce di quest'albero può dare veramente un senso a questa nostra città. Io amo molto Venezia, amo molto questa città, e credo che in fondo questa specie di luminosità è un'attrattiva. Io quando vedevo tutto buio, completamente la città, l'unica luce che c'era a Venezia era di questa grande scultura luminosa. Ha avuto poi quasi 3 milioni di persone che l'hanno amata, qualcuno poi non l'ha amata e va benissimo, ognuno è libero di fare quello che vuole, però diciamo è un simbolo di luce in un momento di cui noi tutti abbiamo bisogno di luce, una luce culturale, una luce mentale, una luce del nostro pensiero, e credo che metaforicamente è stato un grande evento per la città. Spiegel, Stern, Le Monde, Le Figaro, tutti i giornali del mondo ne hanno parlato con grande entusiasmo, per cui io in fondo sono molto felice che l'amministrazione mi abbia dato questa opportunità
di dare un segnale di luce in questo momento buio della nostra epoca. Ecco, se io le dico oro, Plessi, che cosa evoca in lei questo? Abbiamo un video anche molto bello che ci avete mandato, no? Proprio su questo, l'età dell'oro nella sua opera. Beh, io ho voluto attraverso questa grande installazione gigantesca del Museo Correr, ho voluto in fondo ripetere un'operazione che avevo fatto esattamente 20 anni fa. Io 20 anni fa ho usato i LED luminosi come novità, allora oggi sono usati comunemente, e diciamo questa specie di cascata d'oro sono in dialogo con i mosaici della Basilica di San Marco. Per cui diciamo credo che è una specie di passato e di futuro che convive perfettamente, e io che per esempio per tanti anni ho insegnato umanizzazione delle tecnologie in Germania, credo che in fondo tutto ciò che è tecnologico deve essere visto attraverso la nostra umanizzazione. Guai se noi non abbiamo la coscienza storica del passato per vedere il futuro. Io sono un animale che vive con un piede nel futuro e un piede nel passato, e convivono perfettamente senza nessuna acredine, convivono perfettamente, per cui queste grandi cascate d'oro sono un omaggio alla grande Basilica di San Marco, e per cui Venezia in fondo mi ha dato questa grande opportunità di far convivere elementi tecnologici di oggi in una maniera così dinamica, così forte, perché in fondo io credo che i LED luminosi sono la tecnologia del futuro, e io la utilizzo da 30 anni, 40 anni. Le ricordo che nel 93 io ho fatto il grande concerto di Pavarotti a Central Park di New York per 500.000 persone, fatto con questa tecnologia. Per cui è una tecnologia quasi, direi, è un'archeologia di una tecnologia. E io sono uno che sono un curioso, e sono un vecchino io, perché insomma ho 80 anni, però ragiono veramente con lo spirito di un diciottenne. Guai se non avessi questo spirito che mi anima e che mi dà la forza di ogni giorno di pensare che domani sarà meglio di oggi. Ecco Plessi, stiamo vedendo appunto queste immagini molto belle di questa installazione, appunto l'elemento dell'oro, l'elemento del digitale, ma anche l'elemento dell'acqua. Ritorniamo, no, a questo elemento di cui si parlava all'inizio, un ritorno anche all'origine con il tema dell'acqua. Beh, l'acqua è un elemento antico, primordiale, è un elemento ancestrale. Il video che uso io è un elemento d'oggi legato alle nostre tecnologie, però io ho sempre pensato che tra l'acqua e il video ci siano delle segrete e profonde complicità. Per cui, vivendo a Venezia e trovando che veramente è una meraviglia, è un privilegio vivere in una città straordinaria come questa, l'acqua in fondo è diventata parte integrante della mia vita. Diciamo, l'acqua è il mio DNA del mio lavoro, e Venezia ha dato veramente la grammatica al mio linguaggio, e questo trovo che io sarò sempre riconoscente a questa meravigliosa città. Io quando viaggio nel mondo e tutti mi dicono ma vivi a Venezia, ma che meraviglia, ma che fortuna, e io ogni mattina che vado in studio mio alla Giudecca, attraverso il canale della Giudecca, e per me è un viaggio attraverso il ritrovare me stesso alla Giudecca, e la Giudecca lascio lì alla sera tutte le idee, tutte le cose meravigliose che mi sono inventato durante la giornata, e ritorno come Caronte di sera di nuovo a Venezia, così sazio e felice di avere dato qualcosa a questa città di importante e di culturalmente importante.
Ecco Plessi, proprio un flash, perché veramente fra 30 secondi dobbiamo chiudere, quindi un flash sull'effetto che le fa vedere Venezia ora, in questo momento di pandemia, deserta, senza turisti. Un flash proprio. Il flash è: Venezia in fondo ha bisogno di luce, non una luce fisica come ho creato io, ma una luce culturale. E diciamo, io che ho 80 anni, la vecchiaia, sapete qual è? La vecchiaia è quando, diciamo, le reminiscenze e i pensieri arrivano, diciamo, in un momento in cui invece tu dovresti sognare. Del momento quando uno non sogna più, questa è la vecchiaia. Quando tutto quello che è stato il passato ha un privilegio rispetto al presente. Io credo fermamente nel futuro, credo fermamente nella luce che